una valutazione su questa esperienza qui a Euterpe, avete anche avuto un riconoscimento. Complimenti a Euterpe, agli organizzatori, per la capacità di mettere in gioco giovani talenti in un luogo magico e meraviglioso. Questa è la Sicilia, insieme, la sintesi, il paradigma, giovani talenti che guardano al futuro nei posti che meritano di essere valorizzati. Grazie. Cenno anche alla sua orchestra? Beh, la nostra orchestra insomma ha una lunga tradizione, sono ragazzi che lavorano naturalmente con grande impegno, molte ore al giorno e insomma quello che è bello è che sono una squadra e quando si è squadra si vince sempre. Avete dato anche un premio a uno che suona la tromba? Sì, Biagio Giudice è un ragazzo che diciamo da 3 anni opera da noi, è cresciuto, adesso è al liceo, al primo anno e naturalmente è per noi un punto di riferimento. Grazie. Voi venite da Pianopoli, con una sua considerazione? Beh, trovo che sia un concorso molto bello, soprattutto per l'accoglienza che ci fanno. Noi è il secondo anno che abbiamo insomma deciso di partecipare a questo concorso e ci troviamo come a casa, in famiglia e quindi è un ottimo concorso. Grazie. Un cenno sulla sua orchestra? Avremmo potuto fare meglio, ma va bene così. Come ha detto la collega, è la seconda volta che veniamo, quindi è come se è una famiglia, ecco. Poi lo scenario, tutto questo. Per quanto riguarda l'orchestra, come ha detto la collega, si poteva fare meglio. Una bella esperienza didattica anche per i ragazzi. Sì, no? sì, sicuramente sì, perché loro sono molto carichi, sì, sono contenti di essere venuti. È stato bello, è stato bello. Ti è piaciuta questa iniziativa? Ah? Sì, mi è piaciuta. Il corno è un bel strumento. Vediamo da Pianopoli, che è un paesino in provincia di Catanzaro, e niente, mi è piaciuta molto questa idea, perché permette a noi ragazzi di esprimerci anche come orchestra e come gruppo e poi crea anche profondi legami. Qual è il pezzo forte che suonate? Manà Manà, cioè, è stato proprio il più bello secondo me.